A Canton, vi ho detto la quotidianità è quotidianità, sindaco di Fiume Veneto, cultura in primo piano a Fiume Veneto. Sì, direttore, in questa giornata in cui insomma, si parla tanto di numeri, di affluenze, parliamo di cultura. Fiume Veneto ha visto un'estate molto ricca, nonostante le limitazioni e l'impegno che ci abbiamo dovuto mettere appunto per rispettare la normativa Covid. Una rassegna ormai alla terza edizione, la rassegna Chi porta la citronella, che quest'anno abbiamo voluto itinerante anche sulle frazioni, proprio per mostrare ancora di più la presenza nelle frazioni, e quindi teatro, cabaret, arte. Anche cinema all'aperto, ovviamente sfidando ogni tanto anche il maltempo, però ce l'abbiamo fatta. Poi a inizio settembre, collaborando con l'Associazione Creativamente Territorio, c'è stata una prima importante iniziativa di promozione del territorio, di promozione del Parco del Mortol, che molti non conoscono, ma che è un'area di 8.000 metri. Parco del Mortol o Mortol, la pronuncia, l'accento. No, del morto ho detto, no. No, del Mortol. Del Mortol. Insomma, dai. Ed è un'area di 8.000 metri quadri in centro a Fiume Veneto, quindi zona del fiume, che di fatto negli anni non è mai stata valorizzata. Il 6 di settembre ha tenuto luogo il primo picnic sul parco del Mortolle, quindi darà sicuramente avvio. Ma è la zona dove c'è anche la diga, esatto, che avete intenzione di fare. Io ho visto un progetto che dall'altra parte, in realtà. È meraviglioso, una zona che potrebbe essere riscoperta, no? Esatto, quindi è stata, non dico abbandonata, ma insomma non valorizzata. Diciamo poco valorizzata, molti addirittura non lo conoscevano, comunque abbiamo dato avvio, sì. Mi permetto e concludo un'iniziativa che dà inizio alla rassegna autunnale, oltre a Elia Liut, il centenario ovviamente che stiamo programmando. Venerdì, sede degli Alpini di Fiume Veneto, Andrea Spinelli presenta il suo libro Il Camminante. Il grande Spino, insomma, personaggio questo incredibile, tra l'altro collega, grande fotografo, fotoreporter, giornalista, poi lui cammina e sta, non dico sconfiggendo, ma mettendo all'angolo il cancro. È un esempio fantastico. Oltre 18.000 chilometri a piedi sta mettendo all'angolo, le avevano dato 6 mesi di vita, sono anni trascorsi. Spino merita di andare ad ascoltarlo con la sua ultima opera. Grazie, signor Sindaco, grazie, ci vediamo la prossima settimana.